Presidente, la Commissione Pari Opportunità riprende vigore dopo un bel po' di tempo in cui comunque era stata silente. Ecco, ci racconti un poco di questo percorso di rivitalizzazione. Da quando ci siamo insediati, dal 2021, abbiamo voluto lavorare proprio alla rinascita della Commissione Pari Opportunità, perché non esisteva più al Comune di Favara, all'interno delle varie commissioni consigliari, da ben 12 anni. E quindi per noi è stato un orgoglio, anche motivo di partecipazione dei cittadini, perché è l'unica commissione che include anche membri esterni rispetto ai consiglieri comunali. Abbiamo fatto diverse modifiche per migliorarla e portarla all'avanguardia. Abbiamo dovuto modificare anche lo statuto, quindi attendere dei tempi lunghi in modo tale che ci arrivasse l'approvazione anche di queste modifiche per poter includere anche elementi uomini e non soltanto donne, perché era composta solamente dagli uomini, ma come intesa dalla Costituzione italiana le pari opportunità riguardano ovviamente gli uomini e le donne, riguardano tutti. Attualmente è composta da chi dunque? È composta da 13 membri. Ovviamente abbiamo 5 consiglieri comunali e poi gli altri sono membri esterni, sia uomini che donne. Abbiamo incluso la figura delle madri caregiver, proprio per tutelare in particolar modo i disabili gravissimi, le loro esigenze e soprattutto le madri che purtroppo finora non sono state tutelate abbastanza dalla legge e sacrificano la propria vita lavorativa, sacrificano la propria vita in generale, perché chi si occupa di disabili gravissimi sa che hanno bisogno di assistenza H24. E quindi per tutelare il ruolo di queste madri, che sono spesso molto di più dei padri caregiver, abbiamo voluto introdurre questa figura in modo tale da tutelarla e promuovere delle iniziative che possono veramente essere da sostegno. Inoltre abbiamo incluso anche componenti LGBTQ per poter dare spazio e voce anche alle loro esigenze. La presidenza l'avete affidata a chi? La presidenza l'abbiamo affidata alla dottoressa Etta Migliotto, ovviamente eletta in commissione, la vicepresidenza al professore Salvatore Pirrera. Tra l'altro è composta anche da elementi di età diverse, dai più giovani anche di terza età, proprio per promuovere e dare voce alle esigenze di tutti.